La città di Verona si sta vestendo a festa, avete inaugurato Casa Verona, parecchie infrastrutture in corso d'opera che saranno ultimate, insomma un grande sforzo organizzativo e amministrativo. Sì, soprattutto sul tema di Casa Verona sono contento perché abbiamo trovato un luogo significativo per la città di Verona, qual è l'Arsenale, un inizio di attività in quel luogo che sicuramente anche entro il 2026 vedrà attivarsi altre aree, ma soprattutto un luogo dove poter vivere in diretta tutte le gare che trasmetteremo e che potrà far confluire persone da tutto il mondo in quel luogo per vivere anche lo spirito delle gare, lo spirito della competizione, visto che poi starà a noi celebrare il 22 febbraio la chiusura e ospitare anche il Presidente della Repubblica per l'apertura del Paralimpiadi. In questo ovviamente, come tutti gli eventi degli ultimi anni che ci vedono impegnati, dovremmo fare un grande sforzo. La parte burocratica amministrativa è sempre più complicata, ma perché tanti sono le interferenze, tante sono i particolari di cui tener conto, però lo facciamo con spirito olimpico, sapendo che non è facile arrivare alle Olimpiadi come atleta e non è facile organizzarle e ospitarle da amministrazione.